al 13 settembre, retromarcia della Regione sulla riapertura posticipata delle elezioni, troppi disagi per le famiglie. Dopo un lungo confronto con le parti in causa, l'annuncio del presidente Zaia. Variante Delta nel Padovano, l'ULSS 6 Eugana individua un nuovo focolaio nel Padovano, positive 4 ventenni di ritorno da una vacanza in Spagna. Intanto nel Bellunese si allarga il cluster del Feltrino. Il piano Veneto per bloccare la variante, tamponi, quarantene, vaccini a tutti coloro che ruotano attorno alla persona positiva alla variante Delta, sia nel contesto sociale che residenziale. Folla commossa nel Duomo di Pieve di Soligo per i funerali di Elisa Campeol, trucidata a coltellate sul Piave, lutto cittadino in paese, tra i presenti anche il governatore Zaia. 'Ndrangheta in Veneto, la sentenza del filone padovano dell'inchiesta Camaleonte, condanne pesanti per il clan dei Bolognino. In arrivo in queste ore a Venezia le prime delle 70 delegazioni previste per il G20 dell'economia, che da giovedì inizierà a riunirsi. Arsenale off limit, 1500 tra agenti e militari schierati per la sicurezza. Presentato il programma per la nuova stagione lirica e sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia, che torna ad aprirsi alla gente. Molte le novità sul fronte degli allestimenti. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Tutti a scuola il 13 settembre, retromarcia della Regione sulla riapertura posticipata delle elezioni. Troppi i disagi per le famiglie dopo un lungo confronto con tutte le parti in causa, l'annuncio del Presidente della Regione Zaia. La decisione della Giunta è questa: il primo ciclo e il secondo ciclo aprono il 13 settembre. Le scuole finiscono l'8 giugno. Noi abbiamo tentato di lavorare per il 20, ma oggettivamente non puoi mettere in difficoltà le famiglie. Inizio delle scuole posticipato dietro front della Regione, che dopo aver ascoltato tutte le parti in causa ha stabilito che il primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico sarà per tutti gli studenti il 13 settembre. Il 16 coincide con un'importante festività ebraica, il 20 avrebbe creato troppi disagi alle famiglie. Abbiamo visto e rivisto questo dato e alla fine abbiamo dovuto rivederlo, e vi spiego anche perché. Perché la rassicurazione di avere le scuole comunque aperte, come vi ho annunciato ieri, anche a scuole chiuse, sembra quasi un controsenso, cioè la possibilità che i bambini, i ragazzi possano comunque andare a scuola a fare quei doposcuola, quei corsi integrativi, insomma, non c'è stata data, nel senso che c'è un'indicazione ministeriale, ma non tutti saranno aperti, quindi avremo creato disagio alle famiglie. Tutto era partito dall'appello del settore turistico balneare veneto, con le imprese che speravano di poter allungare la stagione delle vacanze, ma alla fine si è verificato che l'ipotesi di posticipare l'avvio delle elezioni avrebbe messo in difficoltà i genitori, di qui dunque la scelta del nuovo calendario per il 2021-22. Tutti a scuola il 13 settembre, fine delle elezioni l'8 giugno, il 30 per le scuole dell'infanzia, e poi una pausa natalizia più lunga del solito. Vacanze natalizie, e qua si fanno una bella vacanzona a sto punto, quindi pensiamo anche alla montagna, come si dice, dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022, vuol dire che rientro a scuola il 10 gennaio. E a questo tema, il tema della scuola e della riapertura, il 13 settembre è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Tutti in classe il 13 settembre è la soluzione giusta? Se per voi la risposta è sì, uno squillo gratuito al numero 0422 162 6691, se invece per voi non è la soluzione giusta, chiamatelo 0422 162 6690. Come sempre l'esito del nostro sondaggio questa sera nel corso della puntata di Ring, in onda a partire dalle 21:15. Ed il virus frena la sua discesa, 28 nuovi casi ma nessun ricovero in azienda ospedaliera a Padova. Intanto l'ULSS 6 individua un nuovo cluster di variante Delta, positive 4 ventenni di ritorno dalla Spagna. Sono tornate dalla Spagna e sono risultate positive al Covid. 4 ragazze padovane di 19 e 20 anni sono state contagiate dal virus durante una settimana trascorsa a Barcellona. Le ragazze, che fanno tutte parte dello stesso gruppo, sono tornate in Italia in aereo lo scorso 28 giugno e si sono sottoposte al tampone in azienda ospedaliera. Il sequenziamento del virus ha confermato che si tratta della variante Delta. Ora sono in corso accertamenti su altre 10 persone entrate in contatto con loro. Altri 4 viaggiatori di rientro
rientro da Madrid e Barcellona si sono sottoposti al tampone. Intanto, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei positivi al Covid nella nostra provincia cala di appena 2 unità. Su 9.155 tamponi analizzati in azienda ospedaliera, 28 sono risultati positivi. Di questi 10 alla variante Alfa, ovvero quella inglese, e ben 18 alla variante Delta. In pronto soccorso si sono presentati in una settimana 206 persone con sintomi simili Covid, molti bambini, risultati però tutti negativi e solo 2 adulti invece positivi. Nessuno però ha necessitato di ricovero, un trend questo che fa ben sperare visto che da una settimana non ci sono stati nuovi pazienti ricoverati in azienda ospedaliera. Attualmente sono 3 le persone seguite in area medica e una in terapia intensiva. Intanto Padova e provincia superano la media regionale sul fronte vaccinazioni. Siamo la provincia con più vaccinati, il 59,4% ha ricevuto la prima dose di vaccino. Si viaggia a circa 8.400 dosi giornaliere in queste ore. Inoltre l'USL ha messo a disposizione altri 82.000 posti per la vaccinazione a partire dai 12 anni. Gli appuntamenti sono disponibili dal 5 agosto all'8 settembre. Ed è stata ricoverata all'ospedale di Belluno con una condizione clinica definita impegnativa, una donna bellunese positiva al Covid-19 nella più temuta variante Delta. La donna non risulta vaccinata, lo rende noto l'ULSS Dolomiti nella nota di aggiornamento del bollettino sulla circolazione del virus in provincia, che spiega come sia necessaria una diagnosi precoce anche a fronte di sintomatologia respiratoria minima o di contatti anche occasionali con persone risultate positive. Si allarga anche il focolaio feltrino con 2 nuove positività che vanno ad aggiungersi alle 3 evidenziate nelle ultime 24 ore dall'attività di tracciamento svolta dal Dipartimento di Prevenzione. I Covid Point di Belluno, Feltre, Agordo e Tai di Cadore restano aperti e l'accesso ai tamponi è libero. Ad oggi dunque sono 27 i casi di variante Delta individuati in Veneto, ma appunto la variante si è dimostrata essere molto contagiosa, molto più anche della variante inglese. Questo preoccupa la sanità regionale, che ha messo a punto un nuovo piano per contrastarne la diffusione. Fare più tamponi possibile, tracciare i contatti dei positivi allargando le maglie dei test e poi vaccinare tutti coloro che ruotano attorno alla persona con variante Delta, sia nel contesto sociale, familiare o lavorativo, sia in quello geografico di residenza. Così il nuovo piano della Regione Veneto per arginare l'avanzata della contagiosissima variante Delta. La circolazione virale in Veneto ora è bassa e questo consente di individuare e tracciare i positivi andando a scovare e circoscrivere la variante. Le nuove misure sono state illustrate dalla dottoressa Russo, responsabile della prevenzione regionale. Tutti quelli che sono stati messi in quarantena, che siano familiari, che siano contatti lavorativi, che siano contatti della vita di comunità, della vita sociale, offriamo la vaccinazione. Oltre a questo offriamo la vaccinazione non soltanto ai contatti, diciamo familiari e non, ma anche a tutto l'ambiente che questi hanno frequentato. Questo significa ad esempio che verrà offerta la vaccinazione ai colleghi di lavoro della persona positiva alla variante Delta, ma anche ai residenti nello stesso condominio o nello stesso quartiere o distretto in caso di cluster localizzati. Un'attività di vaccinazione che potrà essere fatta anche sul posto. Questo può valere per il condominio, quindi il palazzo, che è fisicamente, diciamo, dove abbiamo trovato il caso, ma può interessare anche la via, un quartiere, può interessare un comune se questo è piccolo, oppure può interessare un distretto. Verrà poi rafforzata la chiamata diretta per gli over 60 non ancora vaccinati, cosa che vale in tutta la regione, ma a maggior ragione laddove ci sono casi di variante Delta, e per le persone vulnerabili, per le quali sono raccomandate 2 dosi di vaccino anche se hanno già avuto la malattia. Inoltre, nelle aree dove viene individuata la variante, verrà riprogrammata la seconda dose di vaccino anticipandola nell'intervallo minimo di tempo, 21 giorni per Pfizer, 28 per Moderna e 4 settimane per AstraZeneca. Cambiamo pagina, oggi a Pieve di Soligo l'ultimo commosso saluto ad Elisa Campeol, la 35enne uccisa il 23 giugno scorso sul Piave a Moriago della Battaglia. 500 persone sono arrivate nel pomeriggio nel Duomo di Santa Maria Assunta per abbracciare i genitori Eligio e Mirka e la sorella Sara. Questa morte suscita in noi sgomento, dolore e tante domande, ha detto il parroco Don Giuseppe Nadal. Non ci sono risposte immediate a tragedie simili, psicologi
psicologi e criminali il compito di darci spiegazione affinché episodi come questo non si ripetano più. Noi oggi possiamo cercare nella parola di Dio qualche spiraglio di luce. Un riferimento è stato fatto anche ai familiari del killer di Elisa, Fabrizio Biscaro. Anche per loro ci sia rimedio e salvezza, ha detto il parroco. Presenti tanti sindaci del territorio, il prefetto di Treviso, anche il presidente della regione Zaia. Non si può perdere la vita in questa maniera, nessuna giustizia potrà restituire la vita ad Elisa, ha detto il governatore al termine dei funerali. Tutta la mia vicinanza va oggi ai suoi familiari. Ho voluto essere presente per portare a loro la vicinanza di tutti i veneti rimasti scossi da questa tragedia. Richiesta una perizia cinematica per far luce sulle cause dell'incidente costato la vita al giovane Piergianni Cesarato. Intanto è stata fissata la data dei funerali del 17enne padovano. Nel Duomo di Padova sabato mattina alle 10:30 saranno celebrati i funerali di Piergianni Cesarato, il 17enne morto la sera del 30 giugno mentre era in sella alla sua moto. La procura non ha disposto l'autopsia e ha dato il nulla osta alle esequie. I genitori del ragazzo hanno dato il consenso anche all'espianto degli organi. Piergianni era figlio di Nicola Cesarato, imprenditore molto noto a Padova e titolare di una ditta tessile tra le più attive nel territorio. A settembre avrebbe dovuto iniziare la quarta superiore al liceo scientifico Don Bosco. La passione per il basket è quella per la moto, un ragazzo gentile e ben voluto dagli amici. Nel frattempo continuano le indagini per chiarire le cause dello schianto avvenuto in via Chiesa Nuova. Il conducente del furgone contro cui si è scontrato Piergianni Cesarato è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. L'uomo, 47 anni, il risultato negativo all'alcol test, stava svoltando in via Cesalpino quando la Yamaha del giovane che proveniva da Padova ha centrato il suo mezzo. Il pubblico ministero, titolare delle indagini, ha già ordinato una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La polizia stradale invece sta cercando di recuperare le immagini di qualche videocamera di sorveglianza della zona. A Venezia ora il G20 ormai alle porte, la città è pronta a garantire la massima sicurezza con tutte le forze di polizia in campo. 10 postazioni delle forze di polizia più i vigili del fuoco più il 118, per cui è un modello anche molto interessante perché è la prima volta in Italia che la tanto conclamata sala operativa unica viene realizzata concretamente. Venezia è pronta a ospitare il G20 con migliaia di forze dell'ordine in campo, droni, elicotteri, squadre speciali, tecnologie all'avanguardia. 4 giorni, da giovedì a domenica all'Arsenale, in cui i grandi della terra discuteranno di come affrontare e superare la crisi globale causata dalla pandemia. Sarà certamente un banco di prove, sarà sicuramente un modello sperimentale che, se funziona, come sono sicuro che funzioni, sarà di esempio per il resto d'Italia. 70 delegazioni provenienti da ogni angolo del mondo industrializzato, oltre 300 persone, con in prima fila i ministri dell'economia e delle finanze e i governatori delle banche centrali. Tutte queste cose rappresentano sicuramente un obiettivo sensibilissimo, non c'è niente da dire. E diciamo che in epoca di pandemia questo non è facilitato. A guidare il dibattito sarà l'Italia, presidente per l'anno in corso del G20, nato nel 1999 per mettere in campo strategie economiche condivise e coordinate. Per volere del prefetto e del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Venezia non sarà blindata in una zona rossa, come solitamente accade durante i summit internazionali. L'unica zona off limits sarà l'Arsenale, dove sono stati posizionati dei cancelli. Sono state messe delle barriere fisse solo dove non c'erano soluzioni alternative, sulle passerelle che portano proprio sulle finestre del G20 è chiaro che va garantita la sicurezza. Devo dire che i cittadini hanno capito anche le esigenze, perché il nostro personale è andato casa per casa nella zona di massima sicurezza.
a spiegare a tutti i residenti che cosa succedeva. Nel fine settimana niente navi che traslocheranno a Trieste perché il porto sarà chiuso. Per sabato pomeriggio è prevista una manifestazione dei gruppi antagonisti in fondamenta delle Zattere, con cori, striscioni e slogan contro i governi che decidono le sorti del mondo e probabilmente un'azione in acqua. Nessun corteo in movimento. 'Ndrangheta in Veneto, siamo alla pagina della cronaca giudiziaria, condanne pesanti per il clan bolognino, tra gli imputati anche un imprenditore di Villorba. 77 anni di carcere totali per gli imputati che tra il 2013 e il 2015 insieme ad altri misero sotto scacco mezzo Veneto con usure, estorsioni, minacce e lesioni. Affiliati all''Ndrangheta ma anche imprenditori complici nel sottomettere altri imprenditori in difficoltà. È la sentenza del filone padovano del processo al clan bolognino legato alla cosca calabrese guidata da Nicolino Grande Aracri. Una piaga scoperta dall'indagine Camaleonte condotta dai Carabinieri di Padova e dalla Guardia di Finanza di Venezia su coordinamento della DDA di Venezia. Sotto accusa il gruppo dei fratelli Bolognino. Michele, condannato in abbreviato, e Sergio, condannato oggi alla pena record di 20 anni, entrambi direttamente collegati alla cosca Grande Aracri e già in carcere in seguito alle sentenze del processo Emilia. Oltre a Sergio Bolognino, il Tribunale Collegiale di Padova ha condannato a 16 anni e 6 mesi il braccio destro di Bolognino, Antonio Genesio Mangone, considerato il picchiatore del clan, 9 anni e 4 mesi all'imprenditore padovano Luca De Zanetti, 8 anni e 10 mesi al calabrese Stefano Marzano, 5 anni e 4 mesi per il padovano Emanuel Levorato, 8 anni e 10 mesi per il trevigiano Antonio Gnesotto di Villorba, 8 anni e 10 mesi per Francesco Agostino. Nel 2019 l'operazione Camaleonte aveva portato all'arresto di oltre 50 persone, molte delle quali già condannate in abbreviato a pene complessive per oltre 116 anni. L'inchiesta era partita nel 2013 in seguito alla denuncia di un imprenditore trevigiano che era stato picchiato davanti alla sua ditta di Galliera Veneta. Alla Regione è stato riconosciuto un risarcimento di 400.000 euro che si sommano ai 500.000 già risarciti per la stessa inchiesta in abbreviato. È la dimostrazione che la giustizia arriva sempre, il commento del capo della DDA di Venezia, Bruno Cherchi. Le vittime, prosegue, devono denunciare. Solo così si arriva a questi risultati. Il Ministero della Difesa dovrà pagare un indennizzo e un vitalizio mensile a vita alla figlia di un lagunare morto a causa dell'amianto presente sui mezzi da sbarco. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha riconosciuto lo status di vittima del dovere a un militare che ha svolto il servizio nei lagunari a Venezia dal 1963 al 1964 e che nel luglio 2017 è deceduto per mesotelioma pleurico a causa dell'esposizione all'amianto. L'ha reso noto l'Osservatorio Nazionale Amianto. Il giudice, accogliendo la richiesta della figlia, ha accertato che il decesso sia riconducibile a causa di servizio e ha condannato il Ministero della Difesa alla liquidazione dell'equo indennizzo e delle prestazioni previdenziali a favore della figlia, orfana, si legge, di vittima del dovere. Con questa importante e storica sentenza, spiega l'Osservatorio, la ragazza ha ottenuto una speciale elargizione per l'importo di 200.000 euro, oltre perequazioni presumibilmente di circa 230.000 euro e la costituzione di 2 assegni vitalizi mensili di 1.033 e 500 euro che percepirà a vita. Si calcola che allo stato attuale abbia maturato prestazioni previdenziali per un importo di circa 350.000 euro. Sono alcune decine, afferma l'Osservatorio, le vittime di malattie professionali correlate tra coloro di chi ha svolto servizio nei lagunari e l'Osservatorio è riuscito a dimostrare che i battaglioni Marghera, Piave e Isonzo avevano i mezzi da sbarco e di trasporto coibentati con amianto e che la diversa componentistica era anche in amianto friabile a elevata capacità di diffusione delle fibre. Contributi e IVA non versati, maxi sequestro da 22 milioni di euro della Guardia di Finanza di Milano, nei guai il gruppo vicentino Cegalin. Maxi sequestro d'urgenza da quasi 22 milioni di euro nell'inchiesta per frode fiscale che vede coinvolto il gruppo Cegalin con sede in via Divisione Folgore a Vicenza, gruppo che da 20 anni si occupa di servizi di pulizia e facchinaggio per gli alberghi. 9 le persone indagate, tra queste figurerebbe anche Pier Antonio Pegoraro, fondatore e amministratore di fatto del gruppo di via Divisione Folgore, oltre ad altri responsabili o ex dell'azienda, un commercialista ed ex amministratore della Hotel Volver, partner del gruppo. Indagate anche
anche le due società. Al centro dell'indagine denominata Dirty Cleanings della Guardia di Finanza di Milano vi è il meccanismo attraverso il quale il gruppo tra il 2013 e il 2017 avrebbe esternalizzato il lavoro avvalendosi di cooperative. Quest'ultime però non avrebbero versato né contributi previdenziali ai lavoratori né IVA. Soldi che poi attraverso un sistema di fatture sarebbero stati dirottati all'estero. Un modello fraudolento con gravi condotte che agevolano lo sfruttamento dei lavoratori e che determinano pratiche di concorrenza sleale. Scrive così il PM di Milano Paolo Storari nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza. Secondo quanto avrebbe appurato la Guardia di Finanza, tra il 2013 e il 2016 il gruppo avrebbe usato 21 società per esternalizzare in totale oltre 7.000 lavoratori, mentre sempre secondo le indagini i rapporti di lavoro con i committenti, le catene alberghiere venivano schermati a diverse società filtro riconducibili al medesimo imprenditore che si avvalevano di cooperative e di fatto società serbatoio succedutisi nel tempo, trasferendo la manodopera dall'una all'altra, omettendo sistematicamente il versamento dell'IVA, degli oneri di natura previdenziale, attraverso l'utilizzo anche di indebiti compensazioni. Treviso è in finale tra le prime 5 città d'Europa all'European Green Leaf Award 2022, premio che valuta tra le città europee quelle che più hanno investito nella sostenibilità ambientale. A settembre sarà svelata la città vincitrice. Treviso, unica città italiana e prima in assoluto nella nostra nazione dalla nascita del premio a far parte della rosa delle migliori 5 città in Europa in corsa per la finale del premio della Commissione Europea Green Leaf Award, riconoscimento rivolto alle città che più investono e realizzano sulle buone pratiche ambientali. Noi, il sindaco, la maggioranza e tutta la giunta siamo veramente soddisfatti di questo risultato. Saremo premiati in Finlandia tra le prime 5, come detto, e vedremo cosa potrà succedere in quel momento. 12 i parametri valutati dalla Commissione Europea, che ha valutato le performance degli enti locali, città tra i 20.000 e i 100.000 abitanti, e ha riconosciuto Treviso tra le migliori 5 che si battono per la sostenibilità urbana e l'ecosostenibilità. Politiche che vanno dalla mobilità alternativa alla tutela della qualità dell'acqua, agli investimenti sui pannelli solari. Tutta la progettualità fatta per quello che riguarda l'acquedotto, i collegamenti fognari, le piantumazioni di alberi, anche tutto il piano urbanistico che abbiamo avuto di riqualificazione energetica e di spinta da parte del settore urbanistica verso questa direzione, ma in più le progettualità messe in campo come la forestazione urbana hanno sicuramente fatto la differenza. A contendersi il premio da 200.000 euro assieme a Treviso ci sono le altre 4 città da Romania, Danimarca, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, ma oltre alla gratificazione si guarda al ritorno che questo riconoscimento internazionale avrà sul territorio. Comunque essere arrivati tra le prime 5, comunque infatti verremo premiati, ci consentirà di avere tantissimi punti per accedere ai bandi europei che ci daranno comunque grandi finanziamenti. La Cultura ora ha inaugurato il programma per la nuova stagione lirica e sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia. Il Teatro La Fenice torna ad aprirsi alla gente. La stagione lirica e balletto e la stagione sinfonica 2021-2022 sono state presentate dal presidente della Fondazione Teatro La Fenice, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina. Dopo tanto tempo riparte una stagione sviluppata su 12 mesi con lo scopo di attirare pubblico non solo da Venezia ma anche da tutto il Veneto. Il 20 novembre verrà inaugurata la stagione lirica con il Fidelio di Beethoven diretto dal maestro Myung-Whun Chung. Moltissime le novità sul fronte lirico con 13 titoli, tanti nuovi allestimenti e i titoli in prima esecuzione anche su quello sinfonico con ben 17 concerti. Avremo una prima mondiale con le baruffe, dalle baruffe Chiogiotti di Goldoni, con musica di Battistelli e regia di Damiano Micheletto. I Lombardi alla prima crociata, l'opera di Verdi che manca alla Fenice da quasi 200 anni, dal 1844, e vedremo di nuovo il Faust, avremo Vivaldi, avremo il Peter Grimes di Britten che non è mai stato fatto alla Fenice e La figlia del reggimento di Donizetti, La fille du régiment in francese. Una grande stagione sinfonica con il maestro Chung ad aprirla e a chiuderla, con tantissimi appuntamenti tra la Fenice e il Teatro Maliban rinnovato e un nuovo appuntamento che sarà in Piazza San Marco.
Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera dalle 21:15 torna Ring in prima serata, in studio ospiti di Cristian Arboita, Elena Donazzana, assessore all'istruzione della Regione del Veneto, e poi Emanuele Crosato di Forza Italia, Alessandro Luigi Bisato, segretario del PD del Veneto, ed Alberto Maschio, presidente dell'associazione Iesolana Albergatori. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Il meteo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana sull'Italia e dunque anche sul nostro territorio avremo sole e un clima rovente, insomma una nuova ondata di calore. Il dettaglio di mercoledì 7 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo in prevalenza sereno o velato, salvo per locali annuvolamenti, più che altro a partire dalle ore più calde sulle zone montane, ma senza piogge associate. Temperature in aumento con crescente sensazione di afa, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, come vediamo il cielo sarà limpido, sgombro da nubi, senza precipitazioni. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata con un ampio soleggiamento e cielo sereno. Temperature minime intorno ai 21-22 gradi, massime infine sui 35 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.